Una delle perle di questa parte di Ionio, Stalettì ha un passato che risale all'epoca romana. Sono numerose le torri presenti nel suo territorio, tra cui quella Reggia, quella di Santa Maria de Vetere e quella del Palombaro. Il violento terremoto del 1783 distrusse una larga parte del suo patrimonio architettonico. L'abbazia di San Gregorio, che risale all'età cassiodorrea, fu danneggiata in quella triste circostanza. Restaurata e riadattata, divenne dal 1891 convento dei Francescani Minori. Nel comune di Stalettì rientrano tra i luoghi più belli ed esclusivi della Calabria, le spiagge di Copanello e Camenia e le vicine vasche di Cassiodoro, dove la grande storia e cultura hanno messo radici. Miss Italia, immagina la bellezza fatta penisola, apri gli occhi ed è una favola. Immagina una ragazza con tutti i sogni che ha, finalmente un'opportunità. Le piazze di Calabria, le 1000 civiltà, le sue province e l'incanto, ed un evento che ce ne racconterà. Miss Italia, Miss Italia, in questo viaggio speciale c'è un mondo di esperienza e di socialità. Immagina una storia, la sua memoria,
Magna Grecia e la sua eredità. Ma non è solo bellezza, è un'emozione in più, è una canzone da cantare a voi. Vi parleranno d'amore, di vita e di ambizioni, tra viaggi e mille prove, tra delusioni e gioie si crescerà. Miss Italia, Miss Italia, la Calabria nel mondo, c'è un sacco di esperienze, solidarietà. Miss Italia, Miss Italia, questo viaggio speciale, c'è un mondo di esperienze e di socialità. Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia. Buonasera Blanca Cruz, buonasera Staletti, come state? Buonasera, benvenuti in questa nuova tappa di Miss Italia Calabria. Questa sera è una tappa davvero importante perché leggeremo una delle nostre fasce regionali e quindi Miss Cinema Calabria 2024. Un grande applauso a tutte le nostre ragazze che questa sera si contenderanno questa fascia importantissima. Grazie ragazze, un grandissimo in bocca al lupo a tutte quante voi. Potete accomodarvi dietro le quinte e invece si avvicina la mia Alessia, il mio Niccolò. Come state? Bene. Un grande applauso al corpo di ballo di Lia Molinaro. Alla mia sinistra abbiamo anche Lorenza, salutiamo Lia, salutiamo appunto Lia che ci segue da casa, la nostra assistente coreografa Alessia Mandoliti, il nostro Niccolò Pacenza che non solo è essere un grande campione italiano di ballo, fa parte del nostro corpo di ballo, ha messo a disposizione i locali della sua accademia Dancing Club, Accademia Italiana di Ballo, per le prove del nostro corpo di ballo. Quindi grazie doppiamente, grazie ragazzi per tutto quello che fate per noi. Avete sentito in apertura la nostra sigla, scritta appositamente, cantata appositamente per noi da Roberto Bozzo, al quale mandiamo un grande saluto. Salutiamo anche la signora Franca Trozzo. Avete potuto ammirare in apertura i costumi sia delle nostre ragazze che del nostro corpo di ballo. Ringraziamo appunto Franca Trozzo, direttrice dell'Accademia New Style di Moda e Design di Cosenza, per gli abiti che rappresentano le 5 province della Calabria, che ci daranno modo di rivivere le nostre tradizioni in modo autentico, contribuendo al recupero della nostra visione di territorialità e riavvicinando i giovani ai valori tradizionali, il tutto all'interno del nostro viaggio. Perché quest'anno Miss Italia Calabria non è solo spettacolo, non è solo bellezza delle nostre ragazze, ma è la bellezza della nostra terra. Potremo vedere insomma delle pillole, dei piccoli estratti che ci porteranno a conoscere quella che è la Calabria, a conoscere di più della nostra Calabria, magari qualcosa che ancora non sappiamo. Sentirete la narrazione perfetta, magistrale, a cura di Francesca Marchese, anche lei ringrazio e saluto. E quindi ci avventureremo fra pochissimo in questo viaggio di incanto. Però prima di iniziare io devo fare un ringraziamento sentito da parte di tutta la squadra di Miss Italia a una persona che da anni, da sempre vicino al concorso, che non ci lascia un attimo, che ci fa sentire sempre la sua presenza e che stasera ha fortemente voluto che Miss Italia fosse presente su questo territorio. Quindi un grandissimo applauso ad Elia Diaco. E ringraziamo anche per l'ospitalità Massimo Stirparo, che è sempre con noi in giuria. Buonasera giurati, fra un pochino arriviamo da tutti quanti voi. Proprietario appunto del Blanca Cruz, costruito nel 68, vi do qualche indicazione per chi ci stesse seguendo, gestita dal signor Massimo del 2007, che è un vero e proprio villaggio che offre servizi rivolti alle famiglie. Il punto di forza però è la ristorazione e la posizione invidiabile, che è uno scenario naturale e che noi abbiamo avuto modo di godere insomma nel pomeriggio, perché tutta la squadra è stata qui, mi hanno raccontato delle cose bellissime. Io onestamente sono un po' invidiosa perché avendo una bimba piccola sono arrivata tardi. Il prossimo anno recupero.
Va bene, va bene. E allora, prima di andare avanti, finalmente non sono più sola su questo palco, perché è tornata la mia spalla, la mia forza, perché io prima conducevo da sola Miss Italia Calabria, mi alternavo con Andrea. Da qualche anno c'è sempre lei vicino a me e devo dire la verità che quando non c'è mi sento davvero particolarmente sola. Quindi accogliamo con un grandissimo applauso la bellissima Linda Suriano! Buonasera a tutti, grazie perché non potevo non ritornare su questo palco. Ho preso giusto un paio di giorni di pausa per andare dalle mie bimbe, però ieri ho fatto compagnia ad Andrea, oggi faccio compagnia a te, ma finalmente non potevo mancare, soprattutto perché questa serata è una serata bellissima, voluta fortemente, come hai detto tu prima, dal nostro amico Elia Diaco, che non solo è un grande professionista, ma è un amico personale nostro, quindi mio e di Carmelo, e ovviamente di tutta la famiglia di Miss Italia Calabria, perché diciamo che è nato insieme a noi. Sono 10 anni della nostra gestione del concorso in Calabria, ed Elia c'è a fianco appunto da tanti anni. Tra l'altro l'ho messo insieme alla Cummara, perché noi abbiamo fatto anche un comparaggio, insomma sono la madrina e il padrino Cristina Gazzaruso ed Elia Diaco di mia figlia, insomma la piccolina, quindi è veramente bello ritrovarvi insieme qui con noi. Vi è capitato un bel peperino come Si dice che le figlie, cioè quando le battezzi, prendono un po' dalla comare, un po' diciamo che io sono capitata bene, perché se prendono il patrimonio, insomma, di entrambi, anche non solo, voglio dire, l'intelligenza della figlia è a posto. Benissimo. Però no, a parte gli scherzi, come dicevi tu prima, noi abbiamo avuto modo di venire qui oggi tarda mattinata, siamo stati veramente benissimo, quindi volevo ringraziare anch'io Massimo Stirparo, perché è veramente un posto incantevole. Me ne avevano parlato tanto, non ho avuto modo, perché in questi anni lavorando appunto c'è sempre meno tempo per fare le vacanze, quindi grazie per l'accoglienza, per l'ospitalità e soprattutto per l'ottima cucina che noi abbiamo ovviamente gustato a pranzo. Bravi. Allora, prima di iniziare, tutti quanti con il telefonino in mano, perché se no non possiamo andare avanti, c'è una cosa importantissima da fare. Non li vedo ancora tutti con i telefoni, quindi vi raccomandiamo mio fratello è sempre col telefono. Salutiamo il nostro amico Gianni Testa. Il telefonino in mano, perché bisogna fare una cosa importantissima, ovvero andare sulla nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, mettere il segui sulla pagina, condividere la diretta Facebook, perché siamo in diretta Facebook come d'altronde tutte le sere, così che le persone che non sono qui fisicamente possono ovviamente seguirci, possono ammirare questa location mozzafiato e soprattutto possono votare la loro Miss preferita. Quindi nei commenti basta scrivere il numero della Miss che più vi piace stasera. Alla fine, prima della proclamazione della nostra Miss Cinema Calabria 2024, andremo ad eleggere la più votata del web. La ragazza che prenderà più voti stasera, quindi chi vincerà, andremo poi a sommarle insieme alle vincite delle selezioni precedenti, e avrà accesso alla finalissima di Oriolo il 31 agosto. Bene, quindi scatenatevi con i commenti, votate la vostra preferita. E salutiamo Katia Giannini, che è la nostra life coach, che ha seguito per larga parte anche fisicamente le nostre selezioni, dando tanti consigli alle nostre ragazze, rincuorandole in momenti magari un po' più duri, perché dobbiamo dirlo, non è semplice tutte le sere confrontarsi e mettersi, insomma, diciamo, sotto il giudizio di giurati attenti, quindi è stata con noi. Sì, diciamo che non è un palco facile, no. Nel senso che sono ragazze giovanissime, su questo palco tutte le ansie, le preoccupazioni, le insicurezze ovviamente emergono. Katia Giannini, appunto la nostra life coach, ha avuto modo e ha modo di seguire le nostre Miss inizialmente, prima dell'inizio appunto delle selezioni, tramite delle video call, poi ha avuto modo di vederle dal vivo, quindi ha insegnato loro, ma anche a noi dello staff, degli esercizi di respirazione, quindi per gestire al meglio l'ansia e soprattutto l'emotività. Bene, salutiamo anche TEN, Teleuropa Network, la nostra emittente ufficiale, che manda in onda tutte le nostre tappe. Abbiamo concluso tutti i saluti? Abbiamo concluso tutti i saluti, però ora è il momento di chiamare. Stasera abbiamo ovviamente un ospite di eccezione, sì. La madrina di questa serata non poteva non mancare, non poteva non essere presente con noi. Noi ovviamente la presentiamo con questo video. Vince il titolo di Miss Italia 2023. Miss Italia 2023 è e resterà Francesca Bertolini.
Desio! Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia, Buonasera a tutti, è un piacere immenso essere qui con voi stasera. Sono davvero contenta di essere ritornata in Calabria insieme a tutti voi. Grazie mille Linda e Carmelo e tutto il team di Miss Italia Calabria per l'invito e per queste serate splendide. Inoltre ci tenevo a ringraziare Elia e sua moglie Nicoletta per l'accoglienza strepitosa di oggi e il proprietario logicamente del Lido perché abbiamo trascorso una giornata spettacolare. Grazie. Noi siamo ovviamente contenti ogni volta che tu torni, per noi è una gioia perché ormai fai parte di questa grande famiglia che è Miss Italia Calabria. Ti abbiamo anche adottato, ormai lo diciamo in ogni serata perché tu vivi a Torino, però ormai sei diventato una calabrese doc. Sul dialetto ci stiamo impegnando. Ci stiamo lavorando? Adesso sì, ci Piano sto lavorando piano. con alcune parole, tornerò e parlerò calabrese, ve lo assicuro. Benissimo. Bene, grazie. Io quando c'è lei Francesca. stasera non ho gradini, mi toccherebbe andare a presentare insomma, fra tutte e No, due. però non dobbiamo messa al centro, visto tu ti lamenti. Piano piano stiamo migliorando, va bene, Bene, grazie. grazie Francesca. A dopo. Siamo pronte? Sì, siamo pronte. Siamo pronte, quindi iniziamo? Sì, anche perché le ragazze sono già pronte, quindi fremono e non vedono l'ora di salire su questo palco. Le ragazze sono più pronte di noi, mettiamoci nel nostro angolo. E iniziamo subito con la numero 1, Francesca Desiree Romano. Anni di Mirto Crosia, partecipa perché è un'esperienza personale e culturale e perché è sempre stato il suo sogno da piccola. Elisa D'Andrea, numero 2. Lei ha 21 anni, viene da Cosenza. Partecipo a Miss Italia perché amo la sensazione che mi suscita sfidare su questo palco e che nient'altro riesce a suscitarmi. Numero 3, Rebecca Mazza. Anni, viene da Catanzaro, partecipa perché è una persona ambiziosa e determinata e sta studiando per diventare medico. Le piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo e continuare a mantenere il suo ruolo di arbitro da calcio. Ginevra Via Grande, numero 4. Viene da Crotone, ha 18 anni e partecipa a Miss Italia perché è un sogno che ho da bambina. Numero 5. 18 anni, da Cosenza, partecipa perché è il suo sogno e perché è un mondo che sente vicina al suo modo di essere. Chiara Corrente, numero 6.
Foscaldo partecipa per far conoscere a tutti il vero concetto di dislessia. Mario Cesario, numero 8. Viene da Cosenza, ha 18 anni e partecipo a Miss Italia perché per me sarebbe un onore poter rappresentare la mia terra alle nazionali. Con il numero 9 Giulia Azzinaro. 18 anni per lei da Cosenza, partecipa per dimostrare alla me bambina che gli artefici dei nostri sogni siamo noi stessi, gli artefici dei nostri sogni siamo noi stessi, come il mio che è quello di diventare una stella del cinema. Numero 10 Francesca Barberio. Viene da Beltito, ha 18 anni e partecipa a Miss Italia per acquisire maggiore sicurezza e per vincere quella che è la mia timidezza. E segue con il numero 11 Sofia Lenti. 17 anni, da Belvedere Marittimo, partecipa per avere la possibilità di vivere un palco che va oltre a una ragazza della sua età. Numero 12 Sara Palumbo. Anni, lei viene da Vibo Marina. Partecipo a Miss Italia affinché io possa farmi conoscere e far conoscere la mia passione, cioè quella di creare e avere più sicurezza di me, riuscire a padroneggiare il palco e mi interessa il mondo della moda. Con il numero 13 Chiara Cipri. Viene da Palmi e partecipa per mettersi alla prova ancora una volta. Camilla Caterina Fiorita, numero 14. Viene da Marina di Strongoli, ha 20 anni. Partecipo a Miss Italia perché voglio mettermi in gioco e credo che possa essere un trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo. E chiudiamo con il numero 15 Grace Lento. 21 anni per lei dalla Lamezia Terme, partecipa perché sogna di realizzarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Si è conclusa la loro prima uscita, ma noi le riaccogliamo tutte quante con un grandissimo applauso perché rientrano sul Serpentone!
Miss Italia, è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima. E quindi loro sono le nostre 15 aspiranti Miss Cinema Calabria 2024. Il nostro più grande in bocca al lupo va a tutte quante loro, che questa fascia insomma possa portare grande fortuna. A proposito di Miss Cinema Calabria, quindi stasera è la nostra eleggeremo la nostra quinta prefinalista nazionale 2024. Io direi che è una fascia che ti si addice tantissimo, perché tu sei la nostra Miss Cinema di tutti gli anni. Di tutti i tempi. Ovviamente sì, perché hai iniziato giovanissima a recitare, hai partecipato a diversi film, quindi sia fiction su Rai 1 ma anche al cinema. E io volevo chiederti, dato che questa è la serata ideale, è una cosa che volevo fare da tempo e ora colgo l'occasione ovviamente per farlo, ora te lo chiede il mio amico Elia Diaco di a fare... lui non posso dire no, appunto, a lui e a Cristina non potrei mai dire di no. se dovessi rappresentare il momento della proclamazione, insomma facciamo finta che rimangono le ultime due, si elegge la Miss Italia, dai, mettiamola così, facciamo finta che era il momento di Francesca Bergesio e della sua amica. No, però devi anche parlare poi. Aspetta, dici, stiamo leggendo. Allora facciamo finta che tu sei la mia concorrente. Ecco, siamo anche... Bravo, siamo entrati in suspense. Vince con il numero. No, veramente Giosquilla ha detto Miss Italia 2023. No, 2023 è e resterà Larissa Polpentesta. La ciota. Diciamo che hai centrato. Ho reso l'idea. Diciamo che è stato più o meno così, vero? Le tue amiche erano felicissime, però dicono che poi nei concorsi di bellezza nascono delle amicizie durature, immense. Bene, torniamo serie perché è il momento di portare a tutti quanti voi il saluto della nostra patron Patrizia Mirigliani. Cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'85esima edizione di Miss Italia. Un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo ed alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie e tutti quelli che hanno fatto parte e continuano a far parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni, e per iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it, c'è ancora qualche tappa a disposizione. Ci sono tante tappe, quindi cogliamo l'occasione per dire a tutte le persone che ci seguono da casa, anche ai presenti, che ancora c'è tempo per iscriversi e per partecipare. Basta andare sul sito, verrete contattati da noi. Benissimo, allora noi andiamo invece in questo momento a fare una cosa importantissima, e cioè andiamo a presentare la nostra giuria. È una giuria di medici, quindi noi se siamo qualcuno a posto. stasera sta male, abbiamo dal gastroenterologo che è fondamentale in questo periodo, perché insomma abbiamo una gastrite in corso, quasi un'ulcera, però fino al 31 agosto cerchiamo di rimanere indegni. Abbiamo l'angiologo, abbiamo di l'anestesista, c'è il chirurgo plastico, insomma. Quello forse ci serve più di ogni altra cosa. Andiamo avanti. Vai. Vado a salutare nuovamente Francesca Bergesio, che stasera è anche segretario di giuria. Vado a salutare, ne stiamo parlando tanto, insomma, del dottore Elia Diaco, angiologo, che vorrei ci facesse un saluto iniziale, dato che questa serata sei stato tu a volerla in questo posto fantastico. Allora, io devo ringraziare il padrone di casa, che è Massimo Stirparo, perché questo è il posto del cuore, il mio posto del cuore, mio e di mia moglie, e portare te, portare voi, portare Miss Italia qua, che ringrazio, è veramente un qualcosa di importante, quindi grazie di essere venuti al Blanca Cruz. Grazie a te, grazie anche a Nicoletta, una santa donna, per la pazienza e anche per il suo affetto. Salutiamo ancora Cristina Gazzaruso, che è il presidente della sezione turismo Unindustria Calabria, stasera invece presidente di giuria. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e stasera lo è ancora di più. Grazie. Grazie a voi. Andiamo a salutare ancora Massimo Stirparo, imprenditore e proprietario del Blanca Cruz di Cheminie e della Baia dell'Est Hotel Ristorante. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo ringraziare Elia per
questa magnifica serata, e grazie a lui se questa sera insomma siete qui. Per noi Miss Italia è qualcosa di importante, perché a 30 km di qua abbiamo Santa Caterina, diciamo la città dove nacque Enzo Migliani. Quindi è un po' una nostra manifestazione, una cosa che la sentiamo molto vicino. Bene. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Salutiamo ancora Mario Gentile, sindaco di Staletti. Buonasera, benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti, condivido ogni parola che fin qui è stata detta. Ringrazio il dottore Elia Diaco che fin da tempo mi aveva annunciato questa bellissima possibilità per il territorio di Staletti. Avete già detto abbastanza, il territorio è meraviglioso: Copanello, Caminia, Pietragrande, il Borgo, i luoghi Cassiodorei, la Magna Grecia, insomma c'è tanto da dire, ma tanta bellezza fisica, spirituale e uno scenario meraviglioso. Grazie. Grazie. Ludovica Benavoli, professore ordinario di gastroenterologia, Università Magna Grecia, utilissimo, quindi noi avremo bisogno di lei H24 possibilmente. Beh, soprattutto in questo periodo in cui si guarda poco al cibo, alla qualità e molto più alla quantità, chiaramente il mio telefono è aperto H24. Ok, allora dopo magari ci prendiamo il contatto. Grazie. E poi infine Marco Letizzi, consulente globale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d'Europa. Buonasera, grazie Buonasera. per questa meravigliosa serata. Come diceva Oscar Wilde, stasera celebriamo la bellezza, e la bellezza è una forma di genio, anzi Oscar Wilde diceva che la bellezza è più alta del genio perché non richiede spiegazioni, per cui ci attende una serata meravigliosa. Grazie. Grazie mille. Passiamo invece alla mia sinistra e salutiamo Edi Galato Mingrone, anestesista. Buonasera, come sta? Buonasera a tutti. Bene, grazie. Abbiamo Soprattutto stasera. Poche donne in giuria, mi raccomando, cattive. Ti vogliamo cattivissime. E ovviamente si scherza. Grazie a lei. Attilio Arnone, artista e pittore. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie a tutti per questa bellissima serata. Che cosa dipingerà dopo questa serata? Ma io ho una particolarità, io dipingo sui damaschi, sulle coperte antiche. Metterei, siccome questo spazio si chiama Luna Blanc, metterei la luna con la ragazza vicino. Bene, che bellezza, grazie mille. Francesco Fragomeli, vicepresidente della provincia di Catanzaro. Sì, buonasera, grazie. Per chi come noi è abituato a ricevere i giudizi in bene o in male, oggi per noi è importante essere qui. Grazie dottore Diaco per l'invito e buonasera. Grazie a lei anche per averlo accolto, grazie. E poi ancora Giuseppe Pirillo, ormai insomma sempre presente per Framesi, che porta la sua testimonianza sempre insieme ai suoi ragazzi, la testimonianza di Framesi. Ai miei ragazzi, grazie. Ai miei parrucchieri, ai miei amici che ogni sera sono sempre presenti e che mi stanno dando tante soddisfazioni in questa magnifica estate. Approfitto per salutare il mio agente di zona Mariano Ranieri e tutti i parrucchieri framesi della zona, e a voi naturalmente per la pazienza che state avendo. Grazie mille. E poi Daniela Squillace Pietro, gioielleria Roccella Ionica per Miluna. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito, è un piacere essere qui. Sono tutte ragazze stupende e non conoscevo questo luogo che mi ha veramente sorpreso immensamente. È una bellissima cornice per questo evento. Grazie di essere qui con noi. Bernardo Bertucci, primario di Radiologia Ospedale Pugliese. Buonasera, vedi pure se ci rompiamo qualcosa, siamo a posto? No. Buonasera, sono commosso e se voi guardate in alto le stelle non ci sono più. Si sono calate qui e hanno illuminato questa splendida cornice. Grazie, ma che bella dedica, grazie mille. E infine Franco Abbonante, responsabile Breast Unit, azienda ospedaliera Dulbecco, perfetto, grazie. Buonasera, benvenuto. Grazie a tutti quanti, grazie ad Elia che ci vuole sempre con lui, grazie al padrone di casa, al sindaco, a tutti quanti voi. Cercheremo di fare il nostro dovere
giudicando bene le ragazze. Bene, bene, grazie mille. Poi nominiamo il nostro presidente e segretario di giuria, presidente di giuria Cristina Gazzaruso e il nostro segretario Francesca Bergesio. Diciamo che l'avevo già detto prima, però hai fatto bene a ripeterlo. Lo ripetiamo perché ripetita Juvent. Questa sera siamo un po' così tra loro. No, pensavo ci fosse un po' l'influenza di Andrea che di solito No, c'è stato qualche incrocio strano stasera, fogli, giurati e le stelle, diciamo una congiura stasera. Ed ora è arrivato il momento di presentare coloro che ci rappresenteranno a livello nazionale, coloro che hanno già conquistato un titolo. Ve le facciamo conoscere subito, iniziando dalla neoeletta fresca proprio di ieri sera, che è Miss Miluna Calabria 2024, Ilaria Logullo. Cieli, Miss Bruzia Calabria 2024. Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2024, Martina Salvatore. La stella che c'è in noi, un'emozione. Sento già un po' emozionata, sai? Con tutte queste... Magari le facciamo anche un po' avanzare. Avanziamo. Sono belle, no? Questo bell'ingresso che fate, insomma, all'inizio del vostro... Cioè questa fascia rappresenta poi il vero e proprio inizio, perché da qui partono magari e si aprono tante strade. Iniziamo da Ilaria? Buonasera. Sì. Come stai? Bene, bene. Hai grazie. realizzato? Ancora non del tutto, sì. Ieri sera non poteva crederci, perché ieri sera eravamo a Lungro, in quest'altra tappa bellissima. Quando Ilaria è stata proclamata ha avuto un attimo di tentennamento, dici ma sono io? Sì, sei tu. Quindi siamo contenti, insomma, di averti qui con noi, e volevo chiederti come pensi di affrontare le prefinali, se ci stai pensando e come ti stai preparando, anche se ancora ho poco tempo, però magari penso che già avevi un'idea. Sì, diciamo che il percorso lo sto vivendo molto serenamente, per fortuna, e a livello di preparazione ancora non ho iniziato, proprio perché non me l'aspettavo, ecco. E ancora niente. No, niente, così, sarà ancora una non ci sta sorpresa. pensando, sono solo 24 ore, dai, diamole un po' più di tempo. Invece più tempo ha avuto la nostra Claudia, perché è la nostra prima Buonasera a professionista tutti. nazionale. Ma sai che ha portato dei dolcini buonissimi per tutti, quindi Che dopo Claudia un po', assaggeremo. sì, molto materna. Noi ti ringraziamo pubblicamente perché hai avuto un pensiero veramente carino. Tu invece hai avuto un po' di tempo per prepararti. Sì, però continuo a dire che non mi va di prepararmi, non per qualcosa, bensì perché gradirei vivermi l'esperienza nel modo più spontaneo possibile. E se noi ragazze arriviamo lì preparate mentalmente, magari possiamo subire il rischio di rimanerci maggiormente male. Bene, grazie Claudia. Infine Martina, cosa vuoi chiedere tu? Martina sorride sempre, quindi Martina già col suo sorride sorriso sempre. ha già dato tutte le risposte. E Martina ritorna dopo 2 anni, mi pare. 3 anni. Dopo 3 anni. Sì. Come la stai affrontando questa volta? Non sembrano passati 3 No, anni. non Martina, sembra. dici il tuo segreto. No, io sono così come mi vedete, non sono cambiata, sono sempre stata in questo modo, e rivivere questa esperienza è veramente emozionante, gratificante, e io ringrazio sempre questa grandissima famiglia che è Miss Italia. Quindi io devo dire che affronto questo percorso e affronterò con molta serenità e tranquillità, così come ho fatto anche 3 anni fa. Quindi mi piacciono le sorprese, come andrà, sono comunque contenta e felice di essere su questo palco e di rappresentare la Calabria con questa fascia. Grazie ragazze, facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutte quante loro. Noi vi preghiamo insomma di accomodarvi dietro le quinte, ma di non abbandonarci e di restare con noi fino alla No, fine. perché alla fine porteranno i premi, quindi noi le Certo. facciamo anche lavorare, quindi ci vediamo Giusto, dopo. Giusto, un po' di Grazie. allenamento. Grazie ragazze. E abbiamo visto ancora una volta la bellezza della nostra Calabria
Il profumo degli agrumi calabresi, frutti della Calabria e della sua grande produzione di vini pregiati, l'origine della seta, che noi pensiamo sia chissà dove, invece proprio a Catanzaro e Cosenza con i suoi primi telai, impregnati del colore verde della Sila. E poi abbiamo visto tantissime bellezze naturali della nostra meravigliosa Calabria, quindi grazie ancora una volta alla voce narrante di Francesca Marchese e grazie alla squadra di Miss Italia Calabria che ha voluto, anzi non grazie alla squadra, grazie al direttore artistico di Miss Italia Calabria, Linda Sureano, che ha voluto farci fare un bel tuffo in questa nostra meravigliosa terra. Applauso. Grazie. Bravo, hanno capito. Sì, sempre spontaneo, devo dire. Ora è arrivato il momento, È arrivato proprio quel momento. per i giudici abbastanza importante, perché questo è il momento in cui dovete votare. Quindi avrete già preso sicuramente qualche dettaglio, avrete già visto qualcosa, già qualcuno magari avrà la sua preferita, però questo è proprio il momento. Quindi ricordiamo ufficialmente, le votazioni sono per ciascuna ragazza da 1 a 5 e in questa fase saranno divise in 2 gruppi. Per ciascun gruppo ogni ragazza avrà 30 secondi per presentarsi, raccontarsi, mostrare una propria abilità. Al termine dell'esibizione per ciascun gruppo 1 o più giurati avranno la possibilità, solitamente 1 per lato, però se avete più domande ovviamente siete liberi di farlo, di rivolgere insomma qualche domanda alle nostre ragazze. Dopodiché, presidente e segretario di giuria, subito andiamo alla raccolta delle schede per procedere poi alla conta dei voti. Siete pronti? Tutto chiaro? Bene, noi ci mettiamo nelle nostre postazioni perché ritorna sul palco la numero 1 Francesca Desirée Romano. Elisa D'Andrea. Numero 3 Rebecca Mazza. Pia Grande, numero 4. Numero 5 Asia Pastore. Chiara Corrente, numero 6.
7 Anna Pichini. Concludiamo questo primo gruppo con Maria Cesario numero 8. Noi abbiamo concluso il primo gruppo che si avvicina, arriva anche il microfono per la nostra numero 1 Francesca Desiree Romano, che porta a noi e ai giurati una citazione di Jim Morrison. Buonasera a tutti. Questa sera volevo parlarvi di un complimento che mi è stato fatto da un giudice, il quale affermava esplicitamente: mi ha colpito il tuo sorriso. Per questo motivo volevo citarvi una frase di Jim Morrison, il quale afferma di sorridere sempre, anche se si ha un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere. Grazie. Grazie, anche se stasera io, a dire il vero, mi aspettavo una dedica stile Sirenetta, però niente, stasera mi ha mancato. No, niente, stasera è il sorriso. Niente. Numero 2 Elisa D'Andrea ci parla. Oggi vorrei condividere con voi un aneddoto che mi è stato raccontato dal mio docente di letteratura, compianto docente di letteratura, Nuccio Ordine. Nel mare ci sono due pesciolini che nuotano. Ad un certo punto incrociano un pesce più anziano che li guarda e gli domanda: ragazzi, com'è l'acqua? Loro si osservano stupiti e rispondono: che cos'è l'acqua? Questo aneddoto mi ha fatto capire come noi oggi viviamo in una società molto frenetica. Io mi occupo di giornalismo e con i vari articoli che scrivo me ne rendo conto. A volte però bisognerebbe solo fare caso alle piccole cose e ascoltare gli anziani con la loro saggezza. Grazie. Numero 3 Rebecca Mazza, lei porta una sua riflessione: sangue calabrese. La Calabria, la mia terra, non è solo quella descritta dalle testate giornalistiche come caratterizzata dall''ndrangheta e dalla corruzione, ma è anche quella della gente onesta e senza peccato, la quale fatica affinché gli vengano riconosciuti i giusti meriti e valori. E io da 18enne voglio ancora credere fortemente che essere calabrese sia sinonimo di integrità morale. E credo in noi giovani, perché noi giovani siamo futuro e dobbiamo avere il coraggio di cambiare le cose. E quindi sono fiera di avere sangue calabrese. Grazie. Grazie a te. Numero 4 Ginevra Piagrande ci fa un discorso sulla legalità. Ho scelto la facoltà di giurisprudenza perché credo fortemente nella giustizia e nel valore della giustizia e di ciò in cui crediamo, e io credo fortemente in quello che vorrei fare. Falcone disse: chi tace e piega la testa non muore ogni volta che lo fa, mentre chi parla un po' di emozione. Vai, vuoi finire almeno questa citazione? Sì, mentre chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola. Io credo che questa sia la frase che ti rappresenta meglio quello che bene, voglio dire. Grazie mille. Numero 5 Asia Pastore parla del tema l'impatto degli influencer sulle scelte dei giovani. Gli influencer hanno un impatto notevole per quanto riguarda le scelte e i comportamenti di noi giovani, poiché spesso sono visti come modelli da seguire. Proprio per questo molti giovani aspirano ad emulare il loro stile di vita, i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, modificando la loro personalità e quindi lasciando indietro l'autenticità. Questa cosa è un fenomeno abbastanza preoccupante e spiacevole, specialmente per chi purtroppo si deve sentire obbligato
a, a integrarsi in degli standard. Va bene, Grazie Asia. Chiara Corrente, numero 6, anche lei vuole dirci qualcosa. Salve a tutti, allora io di solito nei miei 30 secondi ballo perché è quello che mi esce meglio, però per me oggi è un giorno Chiara, il microfono così, se no non si sente bene. Scusami. Bene. Per me però oggi è un giorno un po' particolare, che mi ha segnato tanto, e quindi oggi ero qui per appunto riportare questo episodio che ha segnato la mia vita, il mio modo di vivere. Un paio di anni fa appunto un mio amico ha avuto un incidente stradale mortale e quindi volevo invitare tutti i giovani ad essere più prudenti alla guida. Grazie Chiara. Numero 7, Anna Pighini racconta una storia. C'era una volta una ragazza dislessica che a scuola veniva denigrata e in giro presa di mira, solo per la sua scrittura sbagliata o per la sua lettura errata. Beh, questa ragazza sono io e ho capito che non bisogna vergognarsi. Io nel mio fiume di lacrime ho trovato i miei punti di forza e ne sono uscita. Il mio sogno è quello di diventare logopedista per evitare che tutti i ragazzi come me che si ritrovano e si ritroveranno in questo fiume di lacrime potranno uscirne. Grazie Anna. Grazie. Maria Cesario, numero 8, canta un pezzo della canzone Se piovesse il tuo nome di Elisa. Se in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei avere. Se in mezzo a 1000 persone, stazione dopo stazione, se non scendo a quella giusta è colpa mia, ma senza te chi sono io? Un mucchio di spese infilate. Grazie mille. Teniamo il microfono perché l'ho ricordato stasera, hai visto? Eri lì per dirmi. Pensavo lo dimenticassi, ma vado io sulla mia destra e chiedo a qualcuno dei giurati se vogliono fare una domanda a una delle nostre miss. Una alla volta. Non vi affollate, cioè, c'è spazio per tutti. Vabbè, partiamo da Elia Diaco che di solito è curioso. Vediamo a chi vuole fare la domanda. Beh, giochiamo in casa, chiamiamo Rebecca Mazza. Rebecca Mazza, diamo il microfono a Rebecca. Ecco. Chiediamo, Rebecca, tu vinci Miss Italia. Cosa vuoi fare? Allora, come nella mia presentazione, quello che ho scritto, come ho già mi sono presentata, mi piacerebbe innanzitutto diventare medico, in particolare cardiochirurgo, però mi piacerebbe tanto anche lavorare nello spettacolo e continuare comunque anche a seguire il mondo dello sport. Infatti sono arbitro di calcio e gioco a tennis, quindi mi piacerebbe comunque, nonostante seguire il percorso di studi e comunque anche il mondo dello spettacolo mi affascina molto, continuare anche a fare sport, che fa sempre bene. Vuoi fare tante cose? Tante cose la nostra Rebecca. Bene, grazie. Alla mia sinistra qualcuno che vuole fare una domanda? Prego. La facciamo alla numero 5. Numero 5, Asia. Tu scegli l'angolo o la parete? Non ti posso aiutare qui. Onestamente non saprei. Vai, buttati, tanto ci sarà il tranello, vai. L'angolo. L'angolo significa che hai bisogno di protezione, la parete significa che sei più aperta. Allora forse potevo scegliere la parete, mi si addigiava di più. Non ci abbiamo riflettuto, Asia, dovevo essere più... Io l'avevo capito invece, però non potevo suggerire. Ah, vedi, io no. Sono un po' tardona forse. Vediamo se c'è qualcun altro tra i nostri curiosi. Niente, vi hanno soddisfatto già così, va bene così. Ah no, è la nostra Cristina Gazzaruso. Cristina, vai. No, non ho una domanda, sono state tutte soddisfacenti. Bene. Per cui sono bravissime. Vedi Cristina, come il capoclasse va in difesa dei suoi giurati. E molto spigliate, quindi non dobbiamo aggiungere nulla. Tu di solito non sei una giurata proprio clemente, quindi infatti è strano. Di solito però sei obiettiva, quindi a noi è quello che poi ci interessa. Non sono clemente, è vero, ma sono obiettiva, questo lo posso dire. È vero, e io lo confermo. Chiedo anche qui a sinistra se qualcuno vuole fare una domanda. Vai Giuseppe.
Al numero 8. In questi giorni sentiamo sempre parlare di legalità. Che cos'è per te la legalità? Allora, grazie per la domanda. Avvicina il microfono. Credo che la legalità sia un valore particolarmente importante che ogni essere umano dovrebbe rispettare nel corso della sua vita. Legalità significa rispetto. Rispetto verso una persona, ma allo stesso tempo verso anche la nostra propria patria. Ecco perché in Italia, come in ogni altra parte del mondo, serve proprio la legalità. Rispetto non solo per le persone, ma anche per l'ambiente in sé. Grazie mille. Ragazze, potete accomodarvi, noi le accompagniamo con un grandissimo applauso perché dobbiamo fare spazio al secondo gruppo che scalpita dietro per arrivare sul palco, perché è anche il loro momento, e ricominciamo con la numero 9, Giulia Azinnaro. Barberio, numero 10. Numero 11, Sofia Lenti. Sara Palumbo, numero 12. Numero 13, Chiara Cipri. Numero 14, Camilla Caterina Fiorita. Numero 15, Grace Lento. E proprio con Grace chiudiamo il nostro secondo gruppo. Arriva il microfono per la numero 9, Giulia Azinnaro, che porta il monologo tratto da Ferite a morte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne eravamo accorti.
Avevamo il mostro in casa e non ce ne eravamo accorti, lo disse mia madre agli inquirenti. Era lì che fumava dinanzi al caminetto e non ce ne eravamo accorti. Anche mio marito non se n'era accorto. Lui, mio marito, che il mostro ce l'aveva proprio dentro, non se n'era accorto. Poveraccio, era sempre di fretta, andava avanti e indietro. Anche quando mi mise incinta per la terza volta, lui non se n'era accorto. Io di figli ne ho solo 3. Il primo è morto appena nato, il secondo mi è rimasto in pancia e non è più uscito. Sono morta prima io. Grazie Giulia. Continuiamo con Francesca Barberio, numero 10, che parla. Buonasera a tutti, sono qui stasera non solo per condividere con voi la mia passione per la bellezza, ma anche per parlarvi di uno dei miei più grandi sogni che ho fin da bambina, ovvero diventare medico. Credo fermamente che la bellezza non risieda solo nell'aspetto esteriore, ma anche nella capacità di prendersi cura di se stessi e degli altri. Tra i tanti sogni che ho, uno in particolare è anche quello di entrare a far parte nel mondo della moda. Miss Italia Calabria per me rappresenta una nuova esperienza, una grande soddisfazione personale che mi piacerebbe condividere con le persone che mi vogliono veramente bene. Grazie. Numero 11 Sofia Lenti, balla su una danza classica, giusto? Perfetto. Grazie, un po' di stretching. Sì. Potrebbe essere interessante la mattina appena sveglia, secondo me. No, io solo all'aperitivo, la mattina una certa non ce la faccio. Però la mattina dovresti essere più in forma. Continuiamo con Sara Palumbo, numero 12, che recita un monologo sulla moda scritto da lei. Allora, perché studio moda? La moda in sostanza è il riflesso di noi. Quando ci guardiamo allo specchio non andiamo a guardare soltanto l'abito che indossiamo, ma cerchiamo all'interno di esso una sorta di narrazione personale. Signori, la moda, sì, noi indossiamo la moda, ma in realtà è la moda che va a vestire il nostro spirito interiore. La prossima volta che andrete a scegliere il vostro outfit, ricordate che non c'entrano né le marche e né le tendenze, ma semplicemente cercate di essere voi stessi e di scegliere cosa volete raccontare al mondo. Grazie. Numero 13 Chiara Cipri, parla di sé. Ciao, buonasera a tutti, io vi parlo un po' di me. Io ho 25 anni e nella vita sono una sportiva, sono un'ex ginnasta agonista di ginnastica ritmica e ad oggi alleno una squadra agonistica di ginnastica, abbiamo ottenuto anche grandissimi risultati. Sono una personal trainer, insegno in una scuola superiore educazione fisica e sono una modella. E da qualche anno sono entrata a far parte di una compagnia di musical comici calabresi ed è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto capire che mi piacerebbe tanto entrare a far parte del mondo del teatro, del cinema, quindi questa faccia mi piacerebbe tanto. Grazie Chiara. Grazie. Camilla Caterina Fiorita, numero 14, recita una poesia di Alda Merini. Sorridi donna, sorridi sempre, anche quando la vita non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi sempre. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Grazie. Grazie a te e chiudiamo con Grace Lento che interpreta Francesca Chillemi in Che Dio ci aiuti. Osserva il cielo, guarda quante infinite costellazioni. Quante infinite possibilità. Dio non mette mai desideri nel cuore che non è pronto ad esaudire. E sì, è vero, non c'è nulla di scritto e le sue strade sono diverse da come ce le siamo immaginate, ma sono infinitamente più belle. Grazie Grace. E allora partiamo sempre da destra? Sì, parto da destra, volevo che Francesca facesse una domanda a una di loro. Io vorrei chiedere alla ragazza numero 13 quali sono i valori che porti sul palco di Miss Italia e perché sono importanti secondo te? Allora, intanto ti ringrazio per la domanda. Io credo tanto nella semplicità e nella spontaneità che sinceramente ad oggi direi che
posso azzardarmi di dire che forse è rara. Quindi sicuramente la mia spontaneità e semplicità. La reputo una cosa veramente importante, non mi piace qualunque cosa che vada, scusate, qualunque cosa che vada a rendere anche il nostro aspetto estetico artificiale, ecco, che vada a toccare la semplicità di una ragazza, quindi questo. Grazie Chiara. Giuria alla mia sinistra, chi è che vuole fare una domanda? Sentiamo il più coraggioso, sentiamo la signora Edi Galato. Allora, vorrei fare una domanda alla numero 12. Innanzitutto complimenti. Grazie. Pensi che bellezza e studio possano coesistere? Assolutamente sì. Diciamo che non mi piace tanto la figura della ragazza bella ma non balla, nel senso, quando magari parli con una ragazza, inizi un dialogo, è bello parlare di cultura, di storia, di geografia, di musica, di arte, quindi una ragazza bella che non ha contenuto, secondo me, non è completa al 100%, e secondo me lo studio è molto importante. Grazie. Bene, qualche altra domanda chiediamo? Se Non so se qua c'è qualcun altro che vuole. No, per loro va bene così. A sinistra, sì, abbiamo una domanda a sinistra. Ho notato che c'è una buona osmosi tra contenuto e contenente. Bene. Volevo fare una domanda al numero 12. Ti capita di uscire? Usciresti con un calciatore, un imprenditore, un medico o un impiegato? Qui stai attenta che... Non guardo il lavoro che fa una persona e non lo dico tanto per... io preferisco la persona che mi rispetti, che sia fedele, che mi ami, che voglia costruire una famiglia, perché io ci tengo tantissimo, non vedo l'ora di avercela. Quindi guardo più il lato sentimentale e comunque i valori che ha quel ragazzo e non che lavoro fa. Grazie mille. Ragazze, potete accomodarvi dietro le quinte velocemente perché è tempo di raccogliervi tutte sul palco. Intanto chiediamo al presidente e al segretario di giuria di raccogliere le schede se le votazioni sono state ultimate. Sì, qui potete raccogliere le schede con Carmelo che vi aiuta alla mia sinistra, e noi raccogliamo tutte le nostre aspiranti Miss Cinema Calabria 2024 con il serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima. E insomma è andata, perché adesso andremo ufficialmente a decretare con un po' di minuti, diciamo un po' di pazienza, perché i nostri giurati devono ancora accomodarsi. Vogliamo intanto facciamo qualche domanda ai nostri giurati. Andiamo da Elia che ha già ultimato le sue votazioni e volevo chiederti com'è andata. Beh, siete stati bravissimi come sempre, tu e la fantastica Larissa. Grazie. Eccezionali. Poi vi ripeto, stare qui al Blanca Cruz secondo me è un qualcosa di molto bello. Miss Cinema al Blanca Cruz è davvero una bellissima serata. Tanta roba. Bene, grazie. Massimo, sì, passa il nostro presidente di giuria. C'è una scheda da raccogliere? Bene, ok. Massimo Stirparo, se dovesse dare dovesse tirare le somme di questa serata, come la definirebbe? Bene, è una serata fantastica, bellissima, perché avvicini il microfono, grazie. Dicevo, è una bellissima serata perché vedere queste ragazze che si mettono in gioco, insomma, davanti a un pubblico, in uno scenario importante come quello di Miss Italia, un concorso cioè il primo concorso italiano riconosciuto, insomma è una bella cosa per tutti, penso. Poi sono tutte ragazze giovani e ambiziose, quindi è una bella cosa. Bene, grazie. Mario Gentile, sindaco di Staletti, c'è stata da subito una preferita oppure in corso d'opera è cambiato un po' il suo giudizio?
No, sinceramente devo dire mi sento un po' in difficoltà perché sono state tutte brave, belle, si è coniugata, come diceva il dottore, il contenuto e il contenente, perché anche le rappresentazioni teatrali, canore, cioè l'intelligenza coniugata alla bellezza, ed è una cosa molto piacevole. Bene, grazie. Ludovico Benavoli, che poi, come dicevamo prima, il nostro gastroenterologo di giuria. Allora, noi diciamo che, a parte gli scherzi, insomma, stare in giro, in tour, è abbastanza pesante, perché è da giugno che giriamo in lungo e largo la Calabria, quindi per me, diciamo, avere a che fare anche con tutte queste ragazze, ho una gastrite in corso, quindi non è facile, insomma, gestire Niente, il stasera tutto. ti vuoi accaparrare il gastroenterologo, Sì, no, abbiamo capito. Un consiglio, ovviamente, a parte gli scherzi, per gestire l'ansia che potrebbe comunque dare alle nostre ragazze, perché poi si va ad intaccare comunque lo stomaco, che è il primo, diciamo, organo che ne risente, quindi o magari suggerire un'alimentazione. Io nel frattempo prendo anche appunti. Allora, l'intestino è detto anche il secondo cervello, perché proprio il cervello è l'organo più innervato. Lo diciamo anche per le nostre misse, che quanto vedo hanno molto appeal per la medicina. Gli rompo un mito, è tutta fuffa, fare il medico non è così figo come si pensa. Andiamo al pratico: dieta salutare, cibo possibilmente il più naturale possibile. Personalmente io sono 15 anni che sponsorizzo la dieta mediterranea, che, lo voglio ricordare, è stata descritta per la prima volta in Calabria, esattamente a Nicotera, e che è una dieta a chilometro zero, una dieta che è quella dei nostri nonni, dei nostri padri, che ha consentito alle nostre generazioni di andare avanti ammalandosi di meno. È la dieta più salutare che esiste al mondo, tutte le linee guida internazionali lo dicono, lo dovremmo riscoprire, ecco. Quindi consiglio dieta mediterranea a pioggia. Bene. Grazie. Grazie. Marco Letizzi. C'è stata una preferita da subito nel suo caso, oppure poi ha avuto delle remore, ce n'è più di una, o una che l'ha colpita da subito? No, mi ha colpito una ragazza da subito. Ovviamente non diciamo chi è. Chiaramente non lo diciamo, però ho notato veramente in tutte veramente una passione incredibile in tutto quello che fanno, e questo è importantissimo, ed è un messaggio che dobbiamo dare ai nostri giovani, cioè fare tutto con passione, ok? Questo è un messaggio importante e credo che possa essere pacificamente condiviso. Grazie. Bene, grazie. Grazie, passiamo alla mia sinistra, Bernardo Bartucci. Allora, ha fatto un po' di domande alle nostre ragazze, è rimasto soddisfatto delle risposte? Ho notato anche una grande maturità, una sicurezza e una determinazione. Vorrei che dietro questa sicurezza venga rimossa qualche fragilità che io nei giovani noto spesso, per cui sono contento che c'è questa grande sicurezza nell'affrontare il mondo. Però io dietro tanti giovani noto delle fragilità che noi dobbiamo sostenere spesso, e devono imparare ad ascoltare, come diceva una delle ragazze, i consigli di chi ha una maggiore esperienza. Bene, grazie mille. Franco Abbonante, lei ha una domanda un po' particolare, perché volevamo chiedere come si può fermare l'immigrazione sanitaria e cosa sta facendo nello specifico la sua unità per ridurre questo fenomeno. Noi stiamo lottando per cercare di creare questa rete senologica regionale. Con Bernardo e con gli altri colleghi stiamo avendo grossi successi, grossi risultati. Bertucci in questo periodo sta organizzando un congresso nazionale dove ci saranno tutti i professionisti da tutta Italia che parleranno di mammella. Noi il 6 di ottobre vorremmo organizzare la seconda passeggiata in rosa, quindi esorto tutta la popolazione ad essere presente, perché è importante fare capire come il progetto è sentito, molto sentito. Un'ultima cosa, io proporrei Bertucci come prossimo conduttore? Sì, ma noi lo ospitiamo volentieri. E mi sembra che ha sia una certa ormai verve. Ovazione per Bertucci. Effettivamente ha una certa verve, quindi noi quando vuole la ospitiamo volentieri. Giochiamo. Anche noi, grazie. Edgar Mingone, allora, che cosa ha premiato nelle nostre ragazze? Qual è il particolare che le ha consentito di dare quel piccolo voto in più?
Beh, sicuramente la grazia che in alcune ho visto e ho apprezzato e poi mi è piaciuto molto, ho percepito una grande determinazione, una grande passione, veramente in tutte, in qualcuna in particolare mi ha colpito particolarmente. Va Ecco, bene. ho votato questo, Bene. la grazia. Grazie mille. Francesco Fragomele ha confermato la sua prima impressione, è stato ribaltato tutto dopo le domande, dopo la presentazione. No, diciamo che ha rinforzato anche e soprattutto sui loro interventi molto sulla violenza sulle donne, sulla sicurezza stradale, quindi ha rafforzato sicuramente l'opinione. Bene, grazie. Attilio Arnone, invece, un consiglio per le nostre ragazze? Consiglio non ne darei perché ho visto che sono abbastanza capaci e spigliate, però ho fatto una riflessione prima. Siete riusciti con questa serata a portare la bellezza nella bellezza che rappresenta questo posto. È vero, noi ne siamo davvero contenti e onorati. Giuseppe Pirillo, al volo, un voto per i tuoi parrucchieri anche stasera? 10, sempre 10, ma il mio è di parte, ma più che altro stasera vorrei fare a voi una domanda. Vai. Visto che siete voi ormai a usare i prodotti Framesi, date voi un voto a Framesi e ai nostri parrucchieri. Noi Tu e votiamo Linda. 10 più. Ah, grazie. 10. Daniela Squillace, lei si occupa tutti i giorni insomma di bei gioielli, ha riscontrato il nostro gioiello della serata, quindi è stato da subito colpita da una ragazza? Sinceramente no, perché ce n'erano veramente parecchie, belle, intelligenti, come diceva la signora, con grazia. E ho notato anche una luce negli occhi molto particolare, un'audacia, una forza che magari qualche generazione fa non c'era. Ecco, una consapevolezza in loro stesse, nelle loro possibilità e nei loro sogni. Grazie a tutti i giurati, facciamo un grande applauso a loro che hanno avuto questo compito difficilissimo. Siamo giunti proprio alle fasi conclusive, noi le riaccogliamo tutte e 15 le aspiranti Miss Cinema Calabria 2024 con il serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. Ed eccole tutte ben schierate, facciamo un altro grandissimo applauso a tutte quante le nostre ragazze che ancora una volta questa sera si sono messe in gioco. Bene, adesso arriva un momento molto simpatico quest'anno di Miss Italia Calabria. Io ho qui fra il pubblico i miei inviati Linda e Gian Domenico perché siamo tornati. sì, inviata e valletto. Sì. Esatto, perché stiamo per fare un bellissimo gioco, cioè sotto il pareo delle nostre ragazze, non di tutte ovviamente, si nascondono 3 jolly, 1, 2, 3 jolly. Sarà a voi del pubblico tentare la fortuna e capire sotto quale numero si nasconde. Prego a voi. Andiamo. Bene, andiamo. Io sono col mago che farò la magia. Vai. Sembra la tizia di Ryanair Allora- che vende i gratta e vinci. Facciamo una cosa, tu mi indichi e io mi avvicino. E i signori qua, perfetto. Ok, andiamo. Perché si vincono degli shampoo, capito? Che il signor Framesi ha sponsorizzato. E quindi abbiamo trovato quelli giusti. Esatto, Ok. ma perché ne ho bisogno anch'io, magari ricrescono. Un numero da 1 a 15. Dico così a caso, 4. 4. Numero 4. Vieni al centro, rullo di tamburi. Indovinato, bravo. vabbè, tieni. in qualche modo lo utilizzeremo lo shampoo. È tipo concime, capito? Lascia fare. Male che va, il Giuseppe bidet. Pirillo ci assicura che fanno crescere i capelli. Fanno crescere, quindi è da visto? provare. Bene Giuseppe, È da benissimo. provare. Andiamo di là. Il prossimo anno torna con i capelli lunghi. Magari se ne trovi qualcuno meno in alto è meglio perché tu le scarpe basse ma con i tacchi La non è proprio signorina, comodo. La signorina. Vediamo, la signorina. Lascia Ha fare. fatto un complimento intanto. Allora si chiama? Simona. Simona, da 1 a 15. 13. 13. Numero 13 viene avanti. Rullo di tamburi.
te l'ho detto, è il mago che fa la magia, perché in realtà a lei 3 perché c'ha i ricci, ne ho dato 2 a lui, cioè capisce che ci sono 3 jolly, quindi Esatto, 2 sono 2 su stati 3. indovinati, ne manca uno. Proviamo l'ultimo, va. Andiamo da questa parte. Comunque li ho scelti bene. Abbiamo un altro benissimo. capellone qua, se vuoi vediamo, lo chiediamo a lui che ha bisogno del concime Framesi. Un numero da Mi piace che ha preso questa cosa. certo. da 1 Brava. a 15. Caso 13. Ma l'hanno appena l'hanno chiamata già però. Già chiamato. 14. Numero 14. Rullo di tamburi. Niente. Non vuole farsi crescere i capelli. Niente, gli si piacciono piace così. Si Bene. piace così. Bene, Facciamo abbiamo l'ultimo finito. tentativo. L'ultimo tentativo. L'ultimo tentativo. Magari riusciamo a fare un 3 su 3. Vai, vai. Vediamo da lui. Ti chiami? Lorenzo. Un numero da 1 a 15. 6. 6. Numero 6. Rullo di tamburi. Niente da fare, dai, 2 su 3. 2 le abbiamo È stato bello lo stesso. È stato bello, dai. Vieni Bene. Linda, Io raggiungimi. io Grazie torno. Gian Domenico perché ci siamo. Siamo arrivati davvero alle fasi finali, però prima Ti consegno la busta Grazie. perché mi hanno dato la busta, il foglietto. il foglietto. E io volevo fare anche gli auguri a Lorenzo Stamati, la nostra ballerina, Esatto, perché che è appena proprio a scoccata la mezzanotte del suo compleanno, quindi auguri, Tanti auguri, Lorenza, auguri. E noi però prima di procedere proprio alla fase quella saliente, alla proclamazione, dobbiamo chiamare lui, colui il quale è il motore di questa grande macchina, perché diciamo è lui che non è proprio il motore, è la benzina di questa macchina, perché lui non si stanca mai, perché ci tiene sempre in moto, in movimento, è la nostra energia quotidiana e costante. Accogliamo con un grandissimo applauso Carmelo Ambrogio. Che presentazione mi Ah no. non me la merito. no? Io vorrei capire la stazione di rifornimento della tua qual è, perché sei tu. Ah, sì, sono io, ecco, sì, abbiamo capito. Sono diventato nevrastenico, sto gridando. Oggi pure col mio amico Giuseppe. Giuseppe, ti chiedo scusa pubblicamente, che io poi so quando. Allora, lui aveva la barba nera all'inizio, a giugno, a fine maggio, poi questi sono i risultati. Sei diventato tipo San Giuseppe adesso. Come state? Com'è andata? Tutto bene? Bella serata? Grazie di cuore. Allora, io stasera sarò brevissimo. Voglio ringraziare di cuore una persona ormai per me di famiglia, un amico ma con la maiuscola, insieme a sua moglie Elia Diaco, Nicoletta, perché sono veramente persone, cioè io non ho aggettivi perché disponibili, buone. Veramente noi ci sentiamo quotidianamente, quindi ci hanno tenuto tantissimo, poi ci hanno accolti, sono stati presenti, oggi hanno portato pure Francesca in giro perché noi eravamo un po' impegnati qui per l'organizzazione, quindi veramente grazie di cuore, grazie. Poi voglio ringraziare ovviamente il padrone di casa Massimo Stirparo, perché oggi abbiamo fatto una mezza giornata qui in questo posto fantastico, uno dei lidi più belli secondo me della Calabria, ma forse del sud Italia. Veramente venite a visitarlo chi ha la possibilità, perché noi non facciamo ferie, quindi Assolutamente. lo facciamo no. a ottobre forse siete chiusi, Massimo, quindi chi ha la possibilità veramente ne vale la pena. Si mangia bene, si sta bene, c'è un'accoglienza fantastica, tutti i ragazzi del tuo staff sono veramente persone squisite, sempre gentili, col sorriso, che con questo stress, la fatica, il poco dormire non è facile, quindi come dico sempre, venite a visitare questa sera, diciamo, Staletti, lo dico al sindaco perché poi abbiamo fatto anche un giro, quindi ringrazio anche il sindaco col quale mi sono sentito spesso nell'ultimo periodo, è una cittadina ridente, bellissima, quindi venite a visitare Staletti, venite a visitare il Blanca Cruz, venite in Calabria, quindi questo volevo fare un altro ringraziamento alla mia squadra che ultimamente mi sopporta, mi sta sopportando, quindi grazie per la pazienza che state avendo nei miei riguardi, perché
io è un periodo che parto subito, schizzo E proprio. l'abbiamo capito, ma va, siamo quasi alla fine. Ti vogliamo bene lo Ti vogliamo stesso. bene. Loro sono Salutiamo bravi, Andrea sono De bravi, Jacopo che pazienti, sicuramente quindi da grazie, casa. Grazie, scusatemi se... Salutiamo Andrea De Jacopo, l'amico tuo che Sì, da casa lui- ci sta seguendo. Stasera è in day hospital. In day hospital. Salutiamo dal day hospital. Adesso veramente gli darò qualche giorno di riposo. Grazie a tutti, grazie veramente, perché secondo me questo è uno dei posti dove ti dà più soddisfazione poter organizzare una tappa di Miss Italia. Quindi stasera abbiamo avuto anche un grande ospite che non è stato con noi in giuria perché è arrivato tardi, ma sarà con noi nei prossimi giorni, Gianni Testa, al quale voglio regalare un ultimo applauso. Grazie a Desiree, è stata come al solito bravissima. Avete gli stessi ricci. Oddio, proprio gli stessi no, sono similari, sono familiari. Dico, siete forse ricci familiari. Grazie anche al nostro ospite quasi fisso, il Maghetto. Il maghetto. Grazie a voi tutti per essere stati presenti e calorosi con le nostre ragazze. Carmen, non ti Grazie. vogliono sentire parlare più. Basta. Ok. Finito. Bene. Andiamo nell'angolino, vieni con me. Da chi vuoi andare? Da me o da tua moglie? No, sto con mia moglie. No, ci ho pensato. Però ci hai pensato. E allora, prima di andare a chiamare le prime 3 classificate in ordine sparso, dobbiamo dare l'annuncio, insomma, far capire al pubblico chi sono le nostre Miss Social. Dico sono perché sono 2 con un ex equo. Diciamo che sono le più votate del le web. più votate del web. Quindi la numero 3 Rebecca Mazza e la numero 5 Asia Pastore. Complimenti ragazze, grazie mille. E adesso noi chiameremo le prime 3 classificate in ordine sparso, quindi non in ordine di classifica, quindi poi procederemo a proclamare dalla terza alla nostra Miss Cinema Calabria 2024. Io mi metto di spalle perché sono piccoletta in confronto a tutte quante voi e leggete tutto. Dobbiamo creare, cambiamo atmosfera, come dice un amico. Ecco, ci siamo. Arriva al centro la numero 11 Sofia Lenti. La numero 13 Chiara Cipri. Infine la numero 3 Rebecca Mazza. E queste sono le nostre prime 3 classificate. Un grandissimo applauso a tutte le altre ragazze che continuano comunque la loro avventura, o almeno ce lo auguriamo, e chiediamo di non perdere la forza, anche perché noi domani saremo a Mottafollone, che è un'altra selezione regionale, quindi insomma anche a Ferragosto noi lavoriamo. Noi lavoriamo sempre, quindi ragazze non perdete le speranze, abbiamo ancora davvero tantissime tappe fino ad arrivare praticamente una al giorno fino al 31 agosto ad Oriolo, che sarà la finalissima. Andiamo a decretare la nostra terza classificata, che è la numero 11 Sofia Lenti. Complimenti alla nostra Sofia, congratulazioni anche a te, grazie. Rimangono la numero 3 e la numero 13. A premiare il Miss Cinema Calabria 2024 Elia Diaco, Mario Gentile, Massimo Stirparo, Francesca Bergesio e Squillace Daniela, che consegnerà il gioiello Miluna. Li facciamo venire qui accanto a noi sul palco, intanto facciamo entrare la fascia e la corona e i gadget poi che andranno alla nostra Miss Cinema Calabria 2024. Ecco che arrivano tutti, ci siamo Allora, pronti. consegniamo la fascia al dottor Elia Diaco. Consegna Massimo Stirparo la corona a Francesca. Il gioiello l'abbiamo pure, quindi facciamo fare un saluto ai nostri giurati. Partiamo magari dal sindaco, che abbiamo prima sentito, però siamo in chiusura, magari veniamo qui al centro. Un saluto, un ringraziamento a tutti gli organizzatori. E ho visto solo un piccolo sguardo di delusione da parte di alcune ragazze che non ce l'hanno fatta per questa selezione. E un ringraziamento a tutte loro, a chi vincerà la fascia di Miss Cinema Calabria Blanca Cruz Staletti, quindi Caminia,
e a tutti voi, alla bella organizzazione e alla bellezza in generale. Grazie. Massimo Stirparo, un saluto anche da parte sua. Grazie a tutti, speriamo che la Miss che verrà eletta stasera vinca e diventi come nel 2011 Miss Italia. Bene, ce l'auguriamo Grazie. anche noi. Francesca Bergesio, che domani tornerà Purtroppo vi a lascio, Torino, ma però tornerai tornerò nuovamente da noi. prestissimo con voi, la Calabria non l'abbandonerò. A parte gli scherzi, è stata una serata magnifica, talento e bellezza come al solito non mancano. Grazie Linda e Carmelo per l'invito e per l'organizzazione, grazie a tutto il team di Miss Italia Calabria. Un saluto particolare a Gianni Tessa, che è un grandissimo amico di famiglia, che stasera è qua con tutta la sua famiglia. Un bacione. Grazie a te Francesca, Grazie ci rivediamo molto presto. E Lady Aco, in chiusura, visto che sei stato tu l'artefice di tutto ciò. No, io ho ringraziato tutti, mi sono dimenticato, e l'ha fatto benissimo Carmelo, di ringraziare tutti quelli che lavorano al Blanca Cruz, perché effettivamente sono sempre con sorriso, sono sempre più gentili, sempre più professionali, e grazie a Massimo per farci vivere questo sogno che è bellissimo, e il tuo Lido è il numero 1 secondo me nel sud Italia. Grazie a voi tutti. Bene, ci siamo. Allora, chiediamo al pubblico ovviamente di partecipare insieme a noi con la suspense in maniera tale da creare proprio l'atmosfera giusta. Creare il giusto batticuore per le nostre ragazze. Prego, atmosfera. Però non vi sento. Dai. Oh. Vai Massimo. La Miss Cinema Calabria 2024. Questa sera eletta al Blanca Cruz è respirate ragazze. No, ma loro non partecipano. Miss Cinema Calabria 2024 è la numero la numero 13, Chiara Cipri. Complimenti Chiara, prego la fascia. Indossiamo la corona. Consegniamo il gioiello Miluna. Facciamolo indossare, aspettiamo, l'apriamo, ecco, apriamo il gioiello così lo facciamo indossare alla nostra Chiara Cipri. Nel frattempo anche la nostra seconda classificata Rebecca Mazza, alla quale facciamo tanti complimenti. Complimenti Rebecca. Facciamo indossare il gioiello a Chiara. Nel frattempo io volevo ringraziare tutti quanti voi che siete stati qui con noi fino alla fine, ringraziare tutte le nostre ragazze e i genitori che supportano costantemente tutti i loro spostamenti. Passerella per la nostra Miss Cinema Calabria 2024 Chiara Cipri. Grazie a Linda Soriano. Grazie Larissa Volpi in Testa, grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a farlo, domani saremo a Motta Pollone, rimanete sintonizzati. Buonanotte! Buonanotte, grazie!